Rieccoci nuovamente in studio. Primo consiglio comunale ieri sera a Santa Maria di Sala dopo il terremoto giudiziario che ha portato tra gli altri all'arresto dell'ex sindaco Fragomeni. Confermata la fiducia al sindaco Natascia Rocchi. Sono soddisfatta, finalmente tiro un sospiro di sollievo. D'altro canto anche in questi giorni i consiglieri di maggioranza mi avevano espresso la loro fiducia, quindi sicuramente me lo aspettavo. Certo che non abbiamo mai smesso di lavorare neanche in questi 15 giorni, quindi la fiducia c'è stata fin dalle prime ore dopo questi fatti. E quindi questa sera è stata solo riconfermata e li ringrazio per questo. Al primo consiglio comunale dopo la vicenda giudiziaria che l'ha indirettamente coinvolta, la sindaca di Santa Maria di Sala, che non ha mai avuto intenzione di dimettersi, ha ottenuto la fiducia, esordendo dicendo che i metodi dell'ex sindaco Fragomeni, oggi ai domiciliari come gli altri 5 coinvolti, non l'avevano mai convinta fino in fondo, motivo per cui lo marcava stretto. Io sono stata in prima linea dal primo momento e ve lo garantisco, valutato ogni situazione, ogni pratica di carattere urbanistico in prima persona. All'ordine del giorno la surroga del consigliere dimissionario Zamengo e il dibattito sulle intenzioni col proseguo dell'attuale amministrazione. I lavori sono iniziati alle 20 nella sala delle Cedraie a Villa Farsetti, alla presenza anche di un centinaio di cittadini, oltre quelli collegati in diretta streaming. La prima assemblea pubblica dopo l'esecuzione delle 6 ordinanze di custodia cautelare del 23 gennaio scorso, che hanno portato agli arresti domiciliari gli ex primi cittadini Fragomeni e Zamengo, il capo dell'ufficio tecnico Paiaro, gli imprenditori Camporese e Cazzaro e l'architetto Carraro. Zamengo ha presentato le dimissioni il 26 gennaio, gli è subentrato Nebradiga. Nuovo capogruppo per Coraggio Italia invece è stato nominato Montin. Per quanto riguarda Fragomeni invece le dimissioni sono state annunciate ma non ancora ufficializzate. Il sindaco annuncia anche l'imminente sostituzione del capo dell'ufficio tecnico Paiaro. Io continuerò ad esaminare pratica per capire se le richieste pur legittime da parte di privati cittadini corrispondano veramente a quell'interesse pubblico che noi dobbiamo sempre aver presente quando esaminiamo ogni vicenda. Il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha visitato questa mattina la foiba di Basovizza e dopo aver deposto la corona si è inginocchiato davanti al monumento. La colpa degli infoibati è essere italiani, ha detto. Questo ricordo oggi appartiene, credo, a tutti gli italiani ed è un segno importante della nostra comunità nazionale che tende a una storia condivisa. Ha detto di più il Presidente del Senato Ignazio La Russa incontrando i giornalisti al termine della visita, certo breve ma non per questo meno intensa, stamani alla foiba di Basovizza. Impossibilitato ad esserci domani in occasione del giorno del ricordo, la seconda carica dello Stato, accompagnato dal sindaco, dal prefetto, dal questore, ha fatto tappa a Basovizza per rendere omaggio alla memoria degli infoibati e a chi, esodato, ha dovuto abbandonare la sua terra. In tal senso La Russa è stato chiaro. Fintanto che la vicenda delle foibe, la vicenda dell'esodo non è appartenuta a tutta la comunità nazionale, credo che non si potesse parlare di storia italiana condivisa. Deposta la propria corona, il Presidente del Senato si è inginocchiato davanti al monumento, un gesto breve, fuori protocollo, significativo e che riecheggia quello compiuto nel novembre del 1991 dall'allora Presidente della Repubblica Cossiga, che di fatto aprì la possibilità di inserire anche i drammi delle nostre terre nella storia del nostro Paese. Erano italiani, questa è la vera causa che scatenò l'odio titino, l'odio dei comunisti che avevano, per carità, vinto la guerra, avevano motivi di revanchismo, tutto quello che volete, ma che scatenarono qui un odio bestiale. Se dunque
Questo è quanto accaduto alle vittime. La richiesta di togliere l'onorificenza conferita da Saragat al maresciallo Tito alla fine degli anni 60, anche alla Russa, appare conseguenziale. Non dipende da me, dipendesse da me l'avremmo già fatto. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio l'anticiclone si rinforza sempre di più, il clima sarà ancora freddo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 10 febbraio. Sul Veneto ci attende una splendida giornata all'insegna del sole dappertutto. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso per qualche sottile velatura di passaggio nel corso del pomeriggio. Temperature minime stazionarie saranno ancora sotto zero, massime in lieve ripresa tra i 7 e gli 8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento, sarà asciutto e stabile con cielo sgombro da nubi. Temperature minime anche in questo caso sotto zero, massime sui 7-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancheranno condizioni di bel tempo con qualche velatura in transito, ma del tutto innocua. Temperature minime sui -3, -4 gradi, massime invece intorno ai 9-10 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.